Motivo per il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Marca, decine di alberi caduti, tetti, scoperchiati e frane, interdetta la statale Alemagna con automobilisti bloccati tra due smottamenti, la Pontebana invasa da alberi caduti. Chiaccolata questa sera a Marcon per chiedere verità sulla tragica morte di Alex Marangona. Domani mattina l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale. La morte di Alex Marangoni, vigili del fuoco questa mattina all'abbazia di Vidoro per un nuovo sopralluogo. Dai rilievi fotografici dei droni non è arrivata nessuna risposta, resta il mistero. Sono stati fissati per mercoledì mattina a Canizzano i funerali di Vincenza Saracino, la cinquantenne trovata morta in un capannone dismesso, uccisa da 5 fendenti, ed è caccia al killer. Sacchi dimenticati al cimitero di San Trovaso, al loro interno i poveri resti dei cari estinti. Il sindaco di Preganziol avvisa Contarina. Firma questa mattina in municipio a Castelfranco il protocollo d'intesa tra Comune Veneto Strade per la realizzazione della nuova rotatoria lungo la tangenziale castellana. Sarà pagata con i soldi delle multe. Treviso cambia volto, diventa di fatto città universitaria. L'accordo siglato questa mattina a Ca' Foscari con la rettrice Tiziana Lipiello porta a casa un investimento da 20 milioni. Stasera al via suoni di Marca con i Santi Francesi, domani Iva Zanicchi di Lundini, ultimi ritocchi sulle mura, attesa per Rettore e Tolo Martone. In apertura, buonasera, ben ritrovati. Parliamo del maltempo che si è abbattuto su tutta la Marca trevigiana, nubifragio a Vittorio Veneto, poi a Colle Umberto, siamo in via Campione. A causa del maltempo è esondato il fiume Meschio con l'allargamento parziale di alcuni scantinati, una situazione costantemente seguita. Poi interrotta la circolazione ferroviaria Conegliano-Belluno all'altezza sempre di Vittorio Veneto e Lago di Santa Croce. Una situazione costantemente monitorata, gli operatori sono sul posto, decine gli alberi caduti, soprattutto nella zona di Villorba, Volpago del Montello, Maserada sul Piave, soprattutto sul Montello si è verificata una piccola tromba d'aria. Facciamo il punto nel servizio di apertura. Dal caldo rovente all'annunciata ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Marca nel pomeriggio, lasciando una scia di devastazione che ha attraversato la provincia da ovest a nord. Alberi caduti, pioggia, vento e frane, bomba d'acqua sul Vittoriese. A San Giacomo il Meschio è esondato in via Mezzavilla, mandando sott'acqua una ventina di scantinati ed il piano terra di 5 abitazioni. Abbiamo attivato i COC e quindi adesso interverranno l'antincendio boschivo per cercare di asportare l'acqua, dalle case. Sul Fadalto si è nuovamente messa in movimento la storica frana che ha scaricato sulla statale 51 un'enorme quantità di sassi e detriti. Un'altra frana poco distante ha interessato sempre l'Alemagna tra la Vallapisina e l'Alpago. 2 auto ed un mezzo pesante sono rimasti intrappolati tra i 2 smottamenti. Non ci sono state conseguenze a persone o cose, ma tanta paura e circolazione bloccata. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco ed i carabinieri. Il maltempo ha sferzato tutta la fascia pedemontana della Marca e l'alta pianura, interessando una ventina di comuni. Qui siamo a Spresiano. In pochi minuti il temporale violentissimo ha fatto cadere decine di alberi, bloccate diverse strade, compresa la Pontebana. Sono caduti quanti alberi, Beppi? Ecco, parecchi alberi in Pontebana, bloccato il traffico per un'oretta. Via Vecellio, la Pontebana, la provinciale piena di alberi, via 24 maggio. In Villa Sina adesso mi sono arrivati messaggi che sono collassati altri alberi, e poi questa è abbastanza evidente, ecco, via Adige, via Colombo, quindi preso bene Spresiano, ecco, sto giro qua ci ha preso proprio in pieno. Il forte vento ha fatto volare in strada la copertura di un capannone nei pressi dell'ex filatura San Lorenzo. Dei rami hanno centrato in pieno una vettura, per fortuna non ci sono stati feriti. A Montebelluna il fortunale ha devastato l'area dove sono state allestite le strutture del Music Festival Matto Rosso, facendo saltare la prima serata. Ovunque si sta lavorando alacremente per ripristinare i danni il prima possibile. Molto più lunghi invece saranno i disagi per la frana del Fadalto. E a proposito della frana del Fadalto c'è un aggiornamento: strada Alemagna, i veicoli interessati sono stati rimossi, ma per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza la strada a seguito degli eventi franosi pare ci vorrà ancora qualche giorno. Per quanto riguarda invece Villorba, in via Centa un albero situato in un'area pubblica è caduto all'interno di un giardino privato, si è abbattuto contro un'automobile, un piccolo garage, e ha abbattuto un palo a sostegno della rete elettrica. Fortunatamente nessuna
nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente. C'è stato invece un incidente sul lavoro, siamo alla Lapitec di Vedelago, incidente accaduto davvero pochi minuti fa. C'è un 52enne che è stato portato in elicottero all'ospedale Cafoncello di Treviso in gravi condizioni, sarebbe caduto dall'alto. Ancora non è dato sapere quale sia stata la dinamica sul posto Carabinieri e Spisal per le verifiche. E siamo ora a Vidor, torniamo a parlare della tragedia, la morte di Alex Marangon questa mattina nel sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Dalle immagini dei droni nessuna evidenza di caduta. Nemmeno i droni di ultima generazione alzati in cielo a metà mattina sono riusciti a notare e cogliere tracce del possibile passaggio di Alex lungo i 15 metri della scarpata tra il terrazzamento di pietra dell'abbazia di Vidor e le acque del Piave. Nessun ramo rotto, nessuna traccia eloquente su arbusti e cespugli, nemmeno l'eventuale arma del delitto, visto che il fascicolo aperto in procura resta per omicidio volontario. Un sopralluogo meticoloso durato circa 4 ore, una vera e propria mobilitazione. Sono le 9:30 del mattino e qui davanti all'abbazia di Vidor stanno confluendo uomini e mezzi, i carabinieri e i vigili del fuoco innanzitutto. Ad aprire i cancelli dell'abbazia alla colonna di veicoli che si snoda tra i campi è lo stesso Conte da Sacco, proprietario della struttura, il primo a lanciare l'allarme all'alba di domenica 30 giugno quando Alex non si trovava. Oltre ai piloti di droni, a entrare in azione sono stati anche gli operatori del nucleo speleo-fluviale, circa una decina tra chi si è calato con le corde lungo i dirupi e chi ha perlustrato a terra le rive. Niente, nessun segno di una possibile traiettoria fatale, di un rotolamento o scivolamento. Restano aperti quindi tutti gli interrogativi sugli ultimi istanti di vita del 25enne di Marcon, compreso il volo dalla terrazza. Chi conosce la zona racconta di un luogo noto, soprattutto in passato, per i tuffi. Da fuori si saltava anche i muri dell'abbazia, si buttava. Quindi quella zona era nota per i tuffi, quindi si può accedere al Piave direttamente con un salto? Sì. Anche quest'anno ho visto ragazzi buttarsi. No, l'altro anno, sì, parecchi. C'era anche una fune, questi andavano con la fune e poi si mollavano. E anche incidenti abbastanza gravi. Anche l'ipotesi del volo da sola però dice poco o nulla. La convinzione dei familiari, già espressa più volte, è che Alex sia stato rincorso magari dopo aver visto qualcosa che non doveva vedere. Insomma, una caduta non accidentale, come peraltro indicato dall'autopsia, esame che ha convinto la procura stessa a procedere per omicidio senza abbandonare però nessuna pista. Di manovra investigativa in corso parlano gli inquirenti anche relativamente all'audizione dei partecipanti al rituale su cui c'è il massimo riservo. L'acqua del Piave intanto continua a scorrere con forza e ne aveva molta di più 2 settimane fa al momento della scomparsa del giovane, poi ritrovato 6-7 chilometri più a valle, ma per quanto scorra il Piave continua a trattenere il mistero della morte di Alex. Intanto Marcon si prepara all'ultimo saluto al giovane che avverrà domani mattina nella chiesa parrocchiale. Vestitevi colorati, l'invito fatto nei giorni scorsi dai familiari di Alex Marangon. Il 25enne intanto sarà ricordato anche questa sera con una fiaccolata a partire dalle 21:30 lungo la via principale del paese. Verità per Alex, il titolo scelto da amici e conoscenti. In questi giorni spesso si è parlato di ayahuasca e riti alternativi, in particolare dei cosiddetti curanderi. Vuole per questo fare chiarezza il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. Ayahuasca ovviamente è un miscuglio di erbe, dalle liane e ovviamente e da altre sostanze che vengono, è un intruglio che viene preparato e poi viene somministrato come decotto quindi alla persona che ovviamente la vuole prendere. Chiaramente contiene le sostanze che sono considerate in Italia per la categoria 1 illegali e che quindi sono sostanze allucinogene che creano ovviamente delle visioni, che creano dei problemi, che creano dei disturbi importanti soprattutto al sistema nervoso centrale, anche con aggressività o depressione. Nel momento in cui c'è questa trasposizione al di fuori del proprio corpo che creano queste sostanze allucinogene, potrebbe essere anche che poi alla fine la persona non controllata, non riesce a controllarsi, possa anche avere dei fenomeni legati all'aggressività verso altri o verso se stesso. Direttore Benazzi, poi al di là della sostanza ci sono delle
figure professionali, tra virgolette, che hanno fatto capolino in tutta questa vicenda, i curanderi. Qualcuno li ha chiamati sciamani, altri curanderi. Diciamo che ultimamente si utilizza il termine curanderi. Sono figure riconosciute, non riconosciute? Chi sono i curanderi? Beh, in Italia non sono assolutamente riconosciute, all'estero, penso in Brasile sì, sono riconosciuti non certamente come medici, ma come persone che ovviamente aiutano a utilizzare le erbe in generale. Quindi da noi queste non esistono, non fanno parte ovviamente della categoria né nell'ambito sanitario, quindi infermieri o altre cose, e soprattutto non sono medici, quindi assolutamente dal punto di vista della cura della persona o dell'utilizzo della sostanza non sono persone idonee a controllare l'utilizzo delle sostanze. Intanto si svolgeranno le 9:30 di mercoledì 17 nella chiesa della Visitazione di Maria. Siamo a Canizzano, i funerali di Vincenza Saracino, la cinquantenne, trovata morta 10 giorni fa all'esterno di un casolare in via Maleviste a Treviso, a poche centinaia di metri dall'abitazione dove la donna viveva insieme a marito e figlia. Vincenza era conosciutissima non solo nel quartiere ma anche a Preganziolo, dove insieme al coniuge gestiva il sexy shop De Sade. Prosegue intanto la caccia al killer, si continua ad indagare nella cerchia delle conoscenze della donna, 5 i fendenti trovati sul suo corpo. L'omicidio invece di Margherita Ceschin, la 23enne domenicana Kenny Maria Rodriguez, accusata di essere uno degli intermediari del delitto della 72enne uccisa nella sua abitazione a Conegliano, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. L'8 luglio scorso la donna era stata arrestata a Pavia perché secondo gli inquirenti era a rischio fuga. Erano stati proprio i suoi tentativi di ottenere un duplicato del passaporto a far scattare le manette. Nei suoi confronti il GIP aveva disposto gli arresti domiciliari e l'uso del braccialetto elettronico. Il suo difensore, l'avvocato Marcello Stellina, ha comunque chiesto una misura cautelare meno afflittiva. Sarebbe stata la Rodriguez ad effettuare 2 versamenti in denaro ai killer e sempre lei sarebbe andata in stazione a Mestre per prendere prima del delitto uno degli assassini. Ancora la cronaca, avevano messo a segno una rapina in una tabaccheria, siamo in viale Monfenera, aggredendo il titolare, e un furto alla pizzeria Albera di Zeus a Preganziol. Resteranno in carcere il 56enne romano e il 43enne di Venezia, che questa mattina si sono presentati davanti al GIP di Treviso per la convalida e per l'interrogatorio di garanzia. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. A tradire i 2 malviventi il tatuaggio che il 43enne aveva sulla mano, un K2, 2 i colpi tra il 9 e il 10 aprile scorsi. Il primo blitz a Preganziola aveva fruttato 300 euro circa, il secondo, che aveva avuto come vittima la tabaccheria di Stefano Fanton, era valso a loro 600 euro. Ora parliamo di lavoro con lo sciopero e la manifestazione dei lavoratori della Kelab. Siamo a Resana, chiedono di rivedere l'applicazione del nuovo contratto di lavoro. Tanti giovani ad incrociare le braccia, pronti, se non si arriverà ad una giusta mediazione, ad accettare anche altre proposte di lavoro. Prima erano le aziende che sceglievano i lavoratori, adesso è il contrario. E da questa constatazione ben chiara ai sindacati, ma forse un po' meno alle imprese, che si muovono le rivendicazioni sindacali di questi ultimi anni. Non ultima l'avvertenza nei confronti della Kelab, la multinazionale con 17 sedi in Italia, in particolare Veneto, Piemonte, Toscana e Sicilia, che svolge attività di analisi di laboratorio per i settori alimentare, ambientale, farmaceutico e cosmesi. Chiediamo all'azienda di applicare fino in fondo il contratto degli studi professionali da poco rinnovato e di aumentare i minimi tabellari in busta paga, facendo marcia indietro sulla scelta di assorbire tutte le retribuzioni che ha messo in atto l'azienda nel momento dell'applicazione del nuovo contratto. Oltre il centinaio i lavoratori che hanno manifestato ritrovandosi in centro a Resana per poi dirigersi verso i cancelli della filiale trevigiana della multinazionale. Tanti i giovani presenti, dimostrazione di una forza lavoro dinamica, molto meno legata rispetto ai predecessori all'azienda. In tante e tanti parlano di stabilità per i giovani, ma sono molto spesso purtroppo le aziende a non offrire questa stabilità perché preferiscono tenere i lavoratori meno professionalizzati o comunque tenere i lavoratori per un periodo più breve e poi non investire sulla loro formazione e sul loro salario. Mentre invece per garantire stabilità economica e stabilità professionale serve investire sulle retribuzioni e sul salario, altrimenti i lavoratori e i giovani in particolare sceglieranno solo in base alle proposte economiche che vengono fatte da parte delle aziende.
Per il mondo del lavoro e della rappresentanza, Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL di Belluno Treviso, è stato eletto alla segreteria regionale, dunque è segretario della CISL del Veneto. Da parte di tutta la segreteria, formata da Stefania Bottone e Andrea Sabaini, va l'augurio di un buon lavoro al neoeletto segretario della CISL del Veneto. Andiamo avanti, domani saranno 20 anni dalla morte di Elisa Gobbo, la giovane poetessa di Macerata sul Piave che ha perso la vita il 13 luglio 2004 insieme al fidanzato Alessandro Masnada, 37 anni di Meolo, nel terribile incidente in A27 allo svincolo con la tangenziale di Mestre. L'auto dei due giovani che insieme si recavano a Padova per assistere al concerto di Eros Ramazzotti venne schiacciata da due tir. Domani sera alle 19 in memoria di Elisa sarà celebrata nella chiesa di Macerata sul Piave una messa voluta dalla famiglia. Un'altra tragica notizia che sconvolge anche il mondo del giornalismo: è stata trovata priva di vita nella sua abitazione la giornalista Laura Tedesco, firma del Corriere del Veneto nella sede di Verona. La sera prima aveva accusato un malore in redazione. Questa mattina, giorno del suo compleanno, colleghi e familiari avevano tentato invano di mettersi in contatto con lei. Immediato l'allarme lanciato ai soccorsi. Quando sono entrati in casa, per Laura non c'era più nulla da fare. Il cordoglio del presidente della regione Luca Zaia, con profonda commozione e tristezza, ha detto della scomparsa di Laura Tedesco, nata a Montebelluna nel 78, ha dedicato la sua vita alla professione giornalistica, diventando una voce rispettata ed autorevole nel panorama dell'informazione regionale. Un'integrità ineccepibile e una passione straordinaria per la ricerca della verità. Il gruppo Media Nord-Est si unisce al cordoglio e si stringe al dolore della famiglia e dei colleghi del Corriere del Veneto. Torniamo a parlare di Treviso, città universitaria. Oggi è stato siglato un accordo molto importante con Ca' Foscari, un accordo per 30 anni di collaborazione. Vediamo. Treviso cambia volto e diventa di fatto città universitaria. L'accordo siglato questa mattina a Ca' Foscari con la rettrice Tiziana Lipiello porta a casa un investimento per la città della durata di 30 anni. Venezia mette sul piatto 20 milioni di euro. Treviso dà in concessione attraverso l'IPAB Turazza altri 4.000 metri quadrati di struttura già agibile. Siamo passati da 6.000 metri quadri oggetto oggi di riqualificazione a ulteriori 4.000 per superare il totale 10.000 metri quadrati destinati alle studentesse, agli studenti e ai servizi legati all'università. Quindi un passo importante. Ringrazio la magnifica rettrice Tiziana Lipiello perché ha condiviso fin dall'inizio l'obiettivo di una città e di una comunità di diventare città universitaria. Il campus universitario si amplia e si prepara ad ospitare fino a 6.000 studenti. Ora bisognerà lavorare ai servizi. È di questa mattina, poco dopo l'accordo, la chiamata del sindaco Mario Conte ai due presidenti di Camera di Commercio e Confindustria Veneto Est. Mi sono sentito col presidente Pozza e con il presidente Leopoldo Destro per condividere la soddisfazione e per cominciare a progettare i prossimi 30 anni di uno sviluppo non di una città ma di un territorio che guarda all'università come un elemento fondamentale per la crescita. Servizi ma anche uno sviluppo urbanistico adeguato. Oltre all'Ateneo di Venezia c'è quello di Padova con il campus, la cittadella sanitaria e la caserma Salsa. Oggi possiamo pianificare uno sviluppo della città attorno e con l'università importante. Firmato questa mattina in municipio a Castelfranco il protocollo d'intesa tra Comune Veneto Strade per la realizzazione della nuova rotatoria lungo la strada Castellana. Con queste firme Castelfranco dice addio all'ultimo semaforo lungo la tangenziale. È il protocollo d'intesa per la nuova rotatoria di Salvarosa al posto dell'attuale incrocio, soprannominato Barbesin, per la vicinanza con lo storico ristorante. Un'opera da quasi 2 milioni di euro finanziata in gran parte da un accordo tra Veneto Strade e ANAS, considerando che il prossimo anno tutta l'attuale regionale 53 tornerà di competenza statale. È la terza rotatoria che viene realizzata con una sinergia tra enti, perché la particolarità di Castelfranco è che il sindaco non ha mai chiesto alla regione di realizzare in toto la messa in sicurezza degli incroci, ma c'è sempre stata una sinergia. Castelfranco mette di suo 170.000 euro di bilancio comunale e 700.000 euro derivati da sanzioni rilevate esclusivamente da questi T-Red. Castelfranco non ha neanche un autovelox. Noi lo strumento del T-Red che sanziona chi passa col rosso reputiamo sia un buon strumento per fare prevenzione e per fare sicurezza.
I proventi, sia quelli del comune che quelli che dovrebbero essere destinati all'ente proprietario, in questo caso Veneto Strade, sono sempre stati reinvestiti a Castelfranco Veneto per la realizzazione delle rotatorie. Va ricordato infatti che dopo la rotatoria sull'ex incrocio verso Riese e quello di Bella Venezia, Barbesina è il terzo nodo viario che sarà snodato con tempi relativamente certi, giugno 2025 la data fissata per la consegna dell'opera, e soprattutto con un sottopasso dedicato a ciclisti e pedoni che ha rincarato e non poco il costo complessivo. Abbiamo fatto in via San Pio X e con la Bella Venezia, e quindi è un sistema che consente appunto ai ciclisti e ai pedoni di venire in città in tranquillità e in sicurezza. Una segnalazione giunta alla nostra redazione ci porta a San Trovaso. Siamo a Preganziol per dei sacchi depositati da oltre 20 giorni all'interno del locale cimitero. Una scritta fredda e burocratica non lascia dubbi sul contenuto di questi sacchi parcheggiati all'interno del cimitero di San Trovaso. Resti di esumazioni effettuate diverso tempo fa, considerata la serie di segnalazioni di cittadini arrivate alla nostra redazione. Da almeno 20 giorni questi sacchi contenenti i poveri resti dei cari estinti stanno provocando un'ondata di indignazione tra i frequentatori di questo camposanto di comunità, dove riposano le famiglie non solo di San Trovaso, ma anche di 7 comuni, San Bugà e Preganziol. Una decina di contenitori per qualche quintale di materiale che il tempo non ha consumato sottoterra, lasciati lì vicino ad uno dei cancelli d'entrata delimitati da transenne come se fossero rifiuti comuni da mandare in discarica. Perché ci dicono in molti, se è comunque una dolorosa necessità esumare per trovare nuovi spazi per le tombe, è inaccettabile andare in cimitero e passare davanti a questi sacchi, sapendo che tra questi materiali c'è sicuramente qualcosa del proprio caro estinto. Qualcuno afferma che oltretutto con queste temperature la presenza sarebbe anche sconvenientemente olfattiva oltre che visiva. Una situazione sconosciuta alla neoprima cittadina di Preganziol, che ha preso subito provvedimenti. Sono residui di legno, di stoffe, e quindi è necessario ed è opportuno che si provveda ad una rapida rimozione. Nel momento in cui siamo venuti a conoscenza della presenza di questi sacchi, ovviamente è stato dato subito mandato a Contarina di intervenire prontamente. Quello che chiediamo appunto alla cittadinanza è anche una collaborazione in questo senso, rendendo edotta e quindi formando l'amministrazione nel momento in cui si dovessero verificare questi disagi. Andiamo in pubblicità tra poco con tutte le notizie di Treviso. Il telegiornale di Treviso, ripartiamo dal caldo. La colonnina di mercurio questa mattina ha toccato i 34 gradi con un'umidità vicina al 90%, un caldo torrido e afoso. Siamo stati in città. Un caldo torrido e afoso che attanaglia la città da almeno 15 giorni, una calura da clima quasi tropicale dove ognuno si salva come può. Stamattina la temperatura in città toccava i 35 gradi con punte di umidità oltre l'85%. Un problema non solo per gli umani ma anche per gli amici a quattro zampe che in questo periodo soffrono particolarmente. Cerco di mettermi sempre all'ombra e di dare magari da bere più spesso. Grazie a questi negozi che mettono fuori delle piccole ciotole e ringraziamo tutti gli amici degli animali. Quando c'è questo caldo non la faccio camminare perché si ustiona chiaramente, ho un piccolo zainetto dove la carico, lei sta divinamente e comunque molto caldo, cioè acqua. Adesso ho avuto una bellissima idea, li comprerò 2-4 paia di calzini perché fa troppo caldo. In giro per la città pochissime persone, molti turisti, come questa famigliola estone in visita a parenti trevigiani. Siamo usciti dall'appartamento e andiamo verso la macchina, aria condizionata ovunque e solo 10 secondi al caldo, può bastare. E aria condizionata in casa appena si rientra, nonostante non sia la cosa più salutare da fare. È un vizio ormai che abbiamo preso, però questi caldi tanti anni fa non c'erano, non si ricorda un caldo così umido, afoso. Ma c'è anche chi a 80 anni se ne va in giro in bici come se nulla fosse proprio all'ora di pranzo. Sono abbastanza incosciente a fare questo, a quest'ora in bici, però al momento cerco di farlo per non chiudermi in casa. In qualche modo cerchiamo di fare comunque, di non chiudersi dentro in casa col condizionatore.
Intanto sono previsti nuovi IT alert test nei prossimi mesi. La Regione Veneto avvisa che giovedì 18 tra le 12 e le 13 ci sarà un nuovo test del sistema di allarme pubblico nazionale. Dopo le 2 prove già effettuate nel 2023, questa volta verrà simulato il collasso della diga La Stua in provincia di Belluno. I dispositivi presenti in 3 comuni del Bellunese e 10 comuni del Trevigiano emetteranno contemporaneamente un suono diverso da quelli dello scorso anno. Nel messaggio che arriverà insieme alla notifica sonora verrà chiarito che si tratta di un test del nuovo sistema di allertamento pubblico in caso di emergenze. Con lo scopo di prendere confidenza con questo strumento, la Regione comunica che sono attesi altri 2 test nei prossimi mesi. Appuntamento dunque giovedì 18 luglio tra le 12 e le 13. E torniamo a Vittorio Veneto per parlare ancora di politica. Conosciamo le 2 assessore della Giunta Bagliana, Laura Ceccarini e Barbara De Nardi. Prima esperienza politica, ma un lungo lavoro nel mondo del sociale e del volontariato per Laura Ceccarini, assessora alla città solidale ed inclusiva e alla famiglia. Conosco molto bene le problematiche ma anche le risorse della nostra Vittorio Veneto. Abbiamo una città che ha un'età elevata e questo comporta la necessità di rispondere a tanti bisogni, quindi la sfida è grande. Ecco, c'è già una cosa che lei ha in mente che vorrebbe da subito portare avanti? Allora, parallelamente agli anziani ci sono i giovani e quindi mi piacerebbe molto riuscire a lavorare per i giovani e con i giovani, con delle politiche che li facciano sentire parte importante di questa città. Viene invece dall'esperienza maturata nella Giunta Tonon Barbara De Nardi, neo-assessora al patrimonio, turismo e politiche per l'abitare. Mi attendono 2 sfide ed un macigno, ha detto alla presentazione. 2 sfide e un macigno. Un macigno è il patrimonio, un patrimonio importantissimo, quello del Comune di Vittorio Veneto, che conta anche elementi di assoluto pregio. Pensiamo a Villa Papadopoli, che però sono in questo momento in totale degrado, oppure elementi appena entrati nel patrimonio come il Teatro da Ponte. E 2 sfide, le politiche per l'abitare e il turismo, da un lato per quanto riguarda la prima, perché rappresenta un elemento importante per la vita delle famiglie, degli individui. La casa riuscirà a trovare elementi innovativi per rispondere a nuovi bisogni, a nuove esigenze. E dall'altro il turismo, perché Vittorio Veneto merita di essere di nuovo protagonista. Passi avanti per il nuovo ponte di Vidor. Dopo l'incontro di giovedì scorso a Veneto Strade si fa sempre più concreto il progetto di un nuovo passaggio sul Piave a valle della storica infrastruttura che fu l'ultima fatta saltare dagli italiani in ritirata. Da Caporetto. Lo studio che è stato fatto per quanto riguarda il tracciato conferma che le scelte fatte dai sindaci, ovvero che sul tracciato che avevamo deciso, sono quelle che sono più compatibili da un punto di vista paesaggistico e ambientale. E così Veneto Strade, ovvero la regione, alla fine ha ascoltato la voce dei territori. Almeno per il nuovo ponte di Vidor, che dopo quasi mezzo secolo di parole inizia a vedere i primi fatti concreti. Adesso la procedura prevede che ci sia un passaggio alla valutazione ambientale fatta dalla provincia, poi naturalmente chiederemo al Ministero, perché naturalmente l'opera costa più di 100 milioni di euro, quindi di finanziarci questa opera che è strategica per il nostro territorio. Il progetto ora sarà pubblicato dalla provincia per valutazioni necessarie alla successiva fase di eventuale adeguamento in vista dell'approvazione definitiva, prevista comunque per fine del prossimo autunno. Una rivoluzione viaria per la zona e non solo. Parte dalla Feltrina, quindi si esce dallo svincolo di Cornuda, prende via della Ghiaia e poi da lì, da Crocetta, andrà verso il bosco di Vidor con un viadotto che naturalmente supererà il Piave. Onestamente, quanto tempo ci vorrà? Per le opere pubbliche in Italia ci vuole tanto tempo, però è chiaro che noi spingeremo perché venga realizzato nel tempo più veloce possibile. Per quello attuale invece è previsto un utilizzo più urbano con divieto di passaggio al traffico pesante. Che è un ponte che è stato già verificato da un punto di vista statico, quindi è un'opera che continuerà a persistere sul nostro territorio e non ci sarà nessuna decisione diversa, quindi il traffico continuerà, sarà un traffico sicuramente ridotto rispetto a quello che prenderà il nuovo ponte. Lo spettacolo questa sera al Via Suoni di Marca con i Santi Frantesi, domani i Bazzanicchi di Lundini, ultimi ritocchi sulle mura.
Prende il via questa sera la 34esima edizione della rassegna di musica Suoni di Marca, che per 15 giorni terrà il faro puntato sulla musica, la convivialità e il buon cibo, dall'etnico al tradizionale, insieme alla mostra mercato dell'artigianato che da sempre è un valore aggiunto alla manifestazione. Con il concerto dei Santi Francesi, Rivelazione di Sanremo e di X Factor, si apriranno le danze al Bastione San Marco, ma 3 saranno i palchi sempre attivi a partire dalle 19 di ogni giorno. Questa mattina ultimi ritocchi alle bancarelle e agli stand per completare gli allestimenti in tempo per l'apertura. Non mancherà anche un'area bimbi dove poter lasciare i bambini e godersi in serenità la festa. Tutto è stato perfettamente predisposto da organizzazione comune, dalla sicurezza ai volontari. L'unica incognita resta il meteo. Una festa all'insegna non solo della musica ma anche della sostenibilità, perché tutte le accorgenze sono state prese come ogni anno. Una festa all'insegna della sicurezza, diciamo che non è stato trascurato nulla, quindi torna Suoni di Marca sulle mura, ci saremo tutti, aspettiamo solo il bel tempo per divertirci tutti insieme. E per gli appassionati nostalgici degli anni 80 e 90, molte saranno le serate a tema. Imperdibile quella del 23 luglio, quando arriverà Donatella Rettore. L'ingresso è libero e ad offerta consapevole. Come sempre, previsioni del tempo per il weekend con il generale Giancarlo Iannicelli. Continuano le condizioni di tempo stabile, in teoria, perché come vedete dalla carta del tempo poi in questa situazione, grazie all'alta pressione, grazie all'anticiclone o a causa dell'anticiclone africano che abbiamo quest'ondata di caldo, ecco, grazie a questa situazione i sistemi perturbati scorrono al di là delle Alpi o sulle Alpi dove danno qualche effetto, però scorrendo, vedete sulla carta, ancora previsto nelle prossime ore il passaggio della coda di un sistema perturbato, quindi saranno degli impulsi di aria instabile, aria più fresca che va a scontrarsi nel vero senso della parola con il calore, col forte calore, con la forte energia dovuta al caldo che è in pianura. Quindi c'è quel mix, si realizza quel mix per temporali anche intensi, breve durata, ma ripeto possono essere intensi e poi scorrono naturalmente veloce. Quindi in generale per sabato e per domenica prevediamo su tutte le nostre zone cielo in prevalenza sereno, un'attività cumuliforme durante il pomeriggio dovuta proprio al forte caldo. Naturalmente un po' più distabile nel Bellunese, a ridosso dei rilievi, dove questo scontro è più evidente e più frequente tra masse d'aria calde e masse d'aria un po' più fredde. I venti, poi il tempo bello, stabile, durerà per tutta la prossima settimana, quindi c'è da sperare a fine proprio della prossima settimana, ma questo è da vedere, quindi temperature che rimangono alte 35-36 gradi all'ombra, le minime 23, 24, anche 25 gradi, sono temperature che normalmente dovrebbero essere le massime, ecco, questa è la situazione. L'Alta Adriatica è previsto da poco mosso e a quasi calmo. È tutto. Siamo alle notizie di Belluno e provincia. E anche per il bellunese l'apertura dedicata al maltempo, un vero e proprio nubifragio ha interessato nelle ore centrali della giornata varie zone del bellunese. Pioggia e vento forte hanno fatto temere il peggio nelle terre alte e in Val di Zoldo. Alberi abbattuti, smottamenti diffusi tra la Val di Sdende e lo Zoldano, anche se fortunatamente non ci sono stati danni a cose e persone. Il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrina, attorno all'ora di pranzo ha comunicato colate di detriti tra Donte e Forno di Zoldo, oltre ad allagamenti discantinati. A decine le richieste di intervento al 115 dei Vigili del Fuoco, anche da Roccapietro, Euronzo, Selva di Cadore, Feltre, Tambre, all'Anno di Piave e Lentiai. Sopra la Valle delle Comelle, a Canale d'Agordo, SUEM e Soccorso Alpino hanno recuperato 9 escursionisti, 2 italiani e 7 stranieri bloccati sul sentiero dell'Alta Via numero 2. Tra 2 corsi d'acqua ingrossati. Infreddoliti e scossi dalla situazione, i 9 escursionisti sono stati recuperati dall'elicottero e lasciati a Capanna, Cimacomelle. Vi avevamo raccontato qualche settimana fa della vicenda dei 2 coniugi di 73 anni di Livinallongo del Colle di Lana, sfrattati da casa e costretti a vivere nella loro automobile. A più di un mese dalla richiesta di aiuto dei 2 anziani, una soluzione ancora non è stata trovata.
Non è cambiata la situazione dei due anziani 73enni sfrattati dalla loro casa di Arabba lo scorso 19 giugno e costretti a combattere giorno per giorno per un tetto sopra la testa. Vane le richieste di aiuto da parte dei coniugi Battisti, che rivivono il dramma di dover tornare a dimorare nella propria auto, beni e animali al seguito dopo aver investito tutte le loro risorse per garantirsi una locazione temporanea alla Valle Agordina. Un caso che aveva suscitato un forte clamore mediatico nella forma di appello ad associazioni e privati affinché ai due anziani fosse trovata una sistemazione. Qualche settimana fa un barlume di speranza. Una signora di Rovigo avrebbe messo a disposizione un appartamento a condizione che fossero fornite tutele da parte degli assistenti sociali e dal comune, che ai coniugi venisse assegnata un'abitazione sostitutiva a partire da settembre. Tutela però mai pervenuta, scaturita nel conseguente ritiro della proposta da parte della signora. Lo stesso dall'amministrazione comunale di Livinallongo, che avrebbe messo a disposizione, riferisce il legale dei coniugi, un appartamento fatiscente e inabitabile, con l'ulteriore onere di doverlo liberare entro un mese e mezzo. Per i due 73enni lo spettro di dover tornare a vivere in mezzo a una strada si fa sempre più concreto tra il silenzio delle associazioni e delle istituzioni. Massimo Ferigutti ritira le sue dimissioni e resta alla guida del Consiglio di gestione della Fondazione Teatri delle Dolomiti. Ha prevalso il buonsenso, dichiara il sindaco Oscar De Pellegrini. Un dialogo franco e chiarificatore, afferma il sindaco Oscar De Pellegrin, consente di far restare la squadra unita e la prosecuzione delle progettualità in corso. Il primo cittadino di Belluno è riuscito a far tornare sui suoi passi il presidente del Consiglio di gestione della Fondazione Teatri delle Dolomiti. Le dimissioni irrevocabili per motivi personali, comunicate una settimana fa da Massimo Ferigutti, sono rientrate. È bastato un colloquio vis-à-vis ieri pomeriggio a Palazzo Rosso per chiarire le motivazioni della decisione di Ferigutti, smussare asperità e dare nuova linfa alla Fondazione Teatri che, spiega il sindaco, rischiava di mandare all'aria il ruolo dell'ente e il nuovo corso avviato nell'ultimo anno e mezzo. Difficile da accettare una situazione del genere, aggiunge De Pellegrin, soddisfatto di come dal confronto il buonsenso abbia avuto il sopravvento. La gestione Ferigutti è riuscita a intercettare fondi importanti anche a favore dei giovani e delle associazioni che vivono e operano nel territorio. Una nuova strada capace di dare alla cultura la centralità che merita anche nell'ottica della formazione, annota De Pellegrin. Contattato, Ferigutti non ha risposto. Resta pertanto un mistero che cosa abbia spinto il presidente del Consiglio di gestione della Fondazione Teatri a minacciare di chiudere il sipario, scatenando illazioni e preoccupazione diffusa, e soprattutto cosa l'abbia convinto a fare retromarcia. Con la nomina della dirigente dei servizi sociosanitari, l'ULSS Dolomiti ha completato l'organigramma della nuova direzione strategica dell'azienda sanitaria. Sul tavolo le progettualità che si stanno via via completando per oltre 24 milioni di euro. La squadra è completa, ora tutti al lavoro e gli impegni non mancano. Con la nomina della nuova dirigente dei servizi sociosanitari, la dottoressa Paola Paludetti, il cui incarico ha avuto l'avallo della conferenza dei sindaci, la direzione strategica dell'ULSS Dolomiti è pronta ad affrontare le nuove sfide di innovazione strutturale e organizzativa. È una squadra importante quella che abbiamo messo in piedi, in pista, ecco, se vogliamo dire, qui a Belluno, una squadra fatta di professionisti con altissima esperienza che spero, ma sono certo, possono dare veramente le risposte migliori a questo territorio. Il team è composto dalla dottoressa Maria Caterina De Marco, riconfermata al vertice della direzione sanitaria, dal dottor Francesco Favretti alla direzione amministrativa e appunto dalla dottoressa Paola Paludetti, che ha già chiaro il lavoro che l'aspetta nelle aree specifiche di sua competenza, su tutte quella della salute mentale. È una delle tante aree nelle quali c'è spazio, diciamo, di innovazione, ma anche spazio per migliorare quella che è l'organizzazione dell'area stessa. È un'area non facile sia per gli aspetti, diciamo, di cambiamento che ci sono stati in questi ultimi anni, legati anche a un importante cambiamento a livello della società, sia alla carenza di personale, perché non possiamo nascondercelo, la difficoltà di trovare soprattutto per l'area medica. Tuttavia, ecco, riorganizzare e rivedere anche proprio gli aspetti per la risposta del bisogno alla persona con questo tipo di patologie credo che possa aiutarci, ecco, sicuramente a migliorare la situazione. Un unico filo conduttore per la direzione strategica, quello delle progettualità che si stanno sviluppando anche grazie ai fondi PNRR.
i cantieri che sono presenti sul territorio, che sono appunto cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono cantieri importantissimi che hanno anche delle tempistiche di realizzazione per non perdere appunto i finanziamenti. Ricordo sono 24 milioni di euro in totale che vengono appunto ricompresi in queste progettualità, e 14 di questi sono in particolare dedicate alle case della comunità e agli ospedali di comunità. Con questa intervista si chiude questa edizione dei nostri telegiornali. Il telegiornale di Treviso termina qui. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buona serata. Arrivederci.